Buonasera e benvenuti dal Palarigopiano di Pescara. Sta per cominciare Acqua e Sapone Unigross Todis Lido di Ostia. Ottava giornata di ritorno, 21esima della Serie A. Fischiato adesso l'arbitro Borgo di Schio che dirige insieme al collega Saggese di Rovereto e Candria di Teramo è la cronoman. Oggi a Palarigopiano leggiamo molto velocemente le formazioni, mentre intanto seguiamo questa azione del Lido di Ostia molto rapida con il numero 3 Esposito. Andiamo a leggere le formazioni. Come dicevamo, il Lido di Ostia in campo con Di Ponto, Esposito, Pazzetti, Motta e Federico Barra completano il roster della squadra laziale. Cerulli e Colasanti, Barra Francesco, De Bella, Reggini, Cutrupi e Di Franco, allenatore il signor Gianfranco Angelini. L'Acqua e Sapone invece che vede tra i pali Enrico Ricordi con la maglia numero 12, poi il difensore col numero 30 Dudu, Fabrizio Calderolli maglia numero 9, Coco Wellington maglia numero 10 e Misael Gonsalves maglia numero 20. Completano il roster Patricelli, Marrazzo, Fusari, Murilo, Ghi, Fior, Fetic, Rafinha, Zappacosta, allenatore signor Fausto Scarpitti. Partita iniziata da un minuto esatto in questo momento. Allora andiamo anche a fare il punto della situazione mentre l'Acqua e Sapone è in possesso di questo pallone e il Lido di Ostia si è abbassato nella sua metà campo a stringere le maglie gialle per non far passare la squadra di casa. Qui il passaggio di Misael che non trova nessun compagno. Dicevamo il Lido di Ostia che si presenta con una formazione ampiamente rimaneggiata perché mancano lo squalificato Poletto, il pivot di punta titolare della squadra di Angelini, ex Feldieboli, ma mancano anche Jedson, rinforzo di dicembre, ex giocatore della Lazio, e poi anche l'azzurro, l'italiano Gattarelli, uno dei giovani più interessanti di questa formazione, e anche Raul Rocha, un altro giocatore di cui si parla un gran bene, tutti per indisposizioni fisiche. L'Acqua e Sapone non è da meno in quanto a lista degli assenti, come avrete già notato non c'è Stefano Mammarella tra i pali, un problema fisico che continua a impedire al numero 1 di rientrare in campo. È stato già assente nella trasferta contro il Real San Giuseppe, assente anche Luca Ian Battista, quasi pronto ormai al rientro, anche lui dopo una lievissima indisposizione a livello muscolare. Poi Rodrigo Trentin, che ha accusato un piccolo fastidio nella partita di sabato scorso contro il Real San Giuseppe, un affaticamento muscolare, tenuto per precauzione. Qui bella giocata di Misael, fa tutto da solo il numero 20, non trova la porta. C'è un Trentin fermo precauzionalmente, visto che l'Acqua e Sapone Unigross poi tornerà in campo martedì, quindi tra pochi giorni. Qui Ricordi molto bravo su Barra, la ripartenza dell'Acqua e Sapone che finisce con un angolo, andrà a batterlo Coco Wellington. Diciamo, Trentin sarà pronto per il recupero infrasettimanale di martedì prossimo qui al Palarigopiano contro il Real San Giuseppe, altra partita da seguire in diretta su Rete 8 Sport. Recupero addirittura della quarta giornata di andata. Qui Ricordi sbaglia questo rinvio, Motta lo pressa, Coco va a raddoppiare sul numero 11 del Lido di Ostia e guadagna una rimessa laterale. Qui un piccolo rischio per l'Acqua e Sapone Unigross. Ricordi che ha già giocato da titolare contro il Real San Giuseppe, un'ottima partita quella del numero 12, arrivato da pochissimo tempo, da poche settimane dal Meta Catania, in uno scambio di portieri con il nerazzurro Francesco Mambella. Qui Dudu, bella giocata, Calderolli prova a ridare il pallone al numero 30 che tagliava al centro, palla sporcata, riparte Motta col suo mancino, non si concretizza qui il taglio di Matteo Esposito con il numero 3, ragazzo cresciuto nel Real Rieti che adesso fa parte in pianta stabile della nuova nazionale italiana. Qui Coco col sinistro, fuori di poco, tanto è entrato Ghi al posto di Misael. Scarpitti inserisce un pivot al centro della manovra offensiva dell'Acqua e Sapone.
può di nuovo ribattere questa rimessa nella propria metà campo. Qui Coco col sinistro proprio per Ghi, lotta contro l'avversario Pazzetti. Coco ancora per Ghi, tenta di girarsi sul sinistro, Ghi lo fa e Di Ponto può controllare tranquillamente questo pallone e poi far ripartire ancora i suoi. Questa volta il lancio con le mani per Federico Barra, capitano oggi del Lido di Ostia. Non va a buon fine, intanto è entrato anche Rafinha al posto di Dudu. Primi cambi nella squadra di Scarpitti quando sta per scadere il quarto minuto del primo tempo. Calderolli si prova a liberarsi di Esposito, che fa buona guardia, poi al centro per Rafinha, il tiro di Rafinha toccato da Barra, ancora angolo per l'Acqua e Sapone e ancora Coco alla battuta. Vedremo se sceglierà la battuta lunga all'indietro per Rafinha, che ha un gran calcio al volo, già si è visto in altre partite. Eccolo qui, proprio Rafinha sceglie il piatto, questa volta la tiene bassa, Di Ponto fa una gran parata. Poi Calderolli fatica a tenerla in campo, Rafinha gioca con ricordi, bravo con i piedi, fa tutto di prima l'Acqua e Sapone, poi Rafinha controlla e rallenta, fa ripartire Ghi che si va ad accentrare, scarica il suo destro. Tante volte ha fatto male ai portieri avversari il toro Guilherme Gaio Ghi da quella posizione. Questa volta Di Ponto è ben piazzato. È entrato anche Murillo con Fusari, si completa tutta la rotazione dei 4 giocatori dell'Acqua e Sapone. Qui Rafinha ancora col piatto, non ci mette forza Rafinha, questa era una grande occasione, dimenticato dai giocatori dell'Ostia. Calcia debolmente Rafael Rizzi. Ora Fusari da ultimo gioca con Murillo, sfruttano il perimetro i giocatori dell'Acqua e Sapone Unigross. C'è Ghi marcato da Esposito, Fusari subisce fallo da Motta, visto dal signor Borgo di Schio, il primo fallo della partita per il Lido di Ostia dopo 4 minuti e 34 secondi. Ancora Rafinha, Murillo, Fusari. Passaggio rischioso di ritorno di Murillo, Fusari stava completando la rotazione del campo. Poi Ghi ancora disturbato da Motta che fa buona guardia. Ovviamente il bomber dell'Acqua e Sapone oggi ha osservato speciale. Intanto è entrato anche col numero 8 Di Bella per il Lido di Ostia. Lido di Ostia che, come abbiamo detto, è molto rimaneggiato oggi. Qui bella palla di Ghi in mezzo. Poi Rafinha non calcia, guadagna una rimessa. Ciccio Angelini, che conoscerete tutti, è stato lo storico portiere della nazionale italiana, da diversi anni allenatore in Serie A. Si ritrova a giocare oggi, qui Ghi si allunga, poi Di Ponto ci mette la faccia, nel vero senso della parola, si salva il Lido di Ostia. Attenti a Barra, rimette un gran pallone all'indietro per Cutrupi, anche Ostia comincia a ruotare gli uomini. 2 cambi per Angelini, dicevamo Angelini che oggi si presenta con una lista di 12 giocatori, di cui 3 portieri, quindi 9 giocatori di movimento. E uno di questi è proprio il numero 8 De Bella, che vedete adesso palla al piede inquadrato, giocatore classe 74, compirà 47 anni il prossimo ottobre, richiamato dalla C1 romana per dare una mano all'amico Angelini, visto che l'emergenza infortuni aveva costretto il Lido di Ostia a giocare con pochissimi elementi nelle ultime settimane. Allora De Bella, ex Coggianco ed ex Lazio, attenti qui a questo controllo molto interessante di Cutrupi dentro l'area, deve uscire Ricordi con il corpo ad opporsi al numero 10 dell'Ostia. Dicevamo che De Bella ha 46 anni, va verso i 47, si è rituffato nel massimo campionato. Una storia, insomma, di quelle che vanno raccontate. Giocava nel Real Castelfontana, Serie C1 romana, a dicembre è tornato in Serie A, scalando in un colpo solo
praticamente è salito di 4 categorie. Lido di Ostia che nei 12 presenti oggi al Pala Rigopiano ha anche un 2004 che è il secondo portiere Colasanti, un 2002 che è Pazzetti, che era nel quintetto iniziale col numero 6. Qui recupera il pallone la squadra ospite, poi Rafinha su Cutrupi, arriva Motta, calcia col destro, non è il suo piede, c'è un fallo cumulativo. L'arbitro Borgo di Schio ha visto, tranquillizza i giocatori dell'Ostia perché il fallo è stato assegnato. Primo fallo dell'Acqua e Sapone, 1-1 situazione falli. C'è anche Reggini, maglia numero 9 con il 2003, non è ancora entrato. Ricordi, fa ripartire Murillo, sono passati già 6 minuti e 45 secondi, quasi 7 di questo primo tempo. 0-0, Lido di Ostia che si mantiene, vedete, raccolto e basso nella prova a metà campo, cerca di ripartire. Qui Fusari, va giù Fusari e calcio di rigore per l'Acqua e Sapone Unigros. Grande giocata di Fusari, accelerazione, c'è anche cartellino giallo per Motta. Secondo fallo della partita, ammonizione e calcio di rigore. Il secondo fallo Ostia. Sono passati 6 minuti e 54 secondi. Capita Murillo dal dischetto, lunga rincorsa col sinistro di Ponto. No, scusate, non era di Ponto perché il Lido di Ostia ha cambiato portiere per il calcio di rigore. Cerulli col numero 1, classe 98, sicuramente anche lui un giovanissimo. Para un rigore al capitano Murillo Ferreira. Lido di Ostia si salva e l'Acqua e Sapone Unigros non sfrutta questa grande occasione per andare in vantaggio. Rigore parato da Cerulli a Murillo Ferreira al 7° minuto. Rimane quindi sullo 0-0 la partita. Intanto è entrato Alen Fetic, il gigante sloveno con il numero 21. Sarà una bella lotta tra mancini di altissima qualità con Motta, giovane classe 99 del Lido di Ostia, portato in Italia dall'Augusta, Maritime Augusta, qualche stagione fa, poi è andato in prestito all'Arzignano. Qui ricordi a fare buona guardia su Di Bella perché l'Acqua e Sapone stava effettuando il cambio tra Murillo e Dudu. Con un po' di sicurezza di troppo forse Murillo in occasione del rigore ha battezzato subito un angolo a mezza altezza, ma molto bravo Cerulli ad intuire. Poi Dudu marcato da De Bella. Se ne sta andando anche l'8° minuto di questo primo tempo. Fusari riparte, non ce la fa a controllare il pallone di prima di Fetic. Tanto uscito Ghi, tornato in campo Misael Gonçalves con il numero 20, l'ex giocatore della Color Max. Fetic col sinistro, secondo palo Misael, palla sporcata da Pazzetti. Vi ricordo che è un 2002 Pazzetti con il numero 6, quindi giocatore di 19 anni. Fetic calcia male, qui non riesce a coordinarsi su questo pallone. Allora riparte Di Ponto, maglia numero 26, rinvio lungo per Barra. Se la sta giocando veramente con grandissimo carattere, con grandissima determinazione il Todis Lido di Ostia.
Ovviamente questa è una partita che si può e si deciderà probabilmente poi nel secondo tempo, perché le rotazioni fanno la differenza. Ma intanto siamo al 9° minuto, quasi terminato, e siamo ancora sullo 0-0. Il Lido di Ostia che regge, grazie anche alla parata di Cerulli sul rigore di Murillo, regge sul campo della prima della classe, quindi applausi alla squadra di Angelini. Ma chi è dentro questo sport sapeva già che la partita sarebbe potuta andare in questo modo, conoscendo il carattere dell'allenatore romano. Lido di Ostia che, attenti qui a Kutrupi che forse esagera di fronte a Fetic, recupero del pallone dello sloveno, Calderolli rallenta, palla per Dudu, di esperienza ora l'Acqua e Sapone Unigros. Qui Dudu che sbaglia il passaggio di ritorno su Misael. Dicevamo Lido di Ostia che ha conquistato 10 punti nelle ultime 8 partite, quindi in assoluto la migliore delle squadre dalla seconda metà della classifica, se possiamo definirla così. In questo momento occupa il 10° posto, fuori dalle ultime 4 posizioni che sono quelle pericolose, perché le ultime 2 della classifica retrocederanno in A2, la terzultima e la quartultima dovranno affrontarsi in un play-out, quindi il Lido di Ostia è la quintultima, la prima squadra in questo momento salva con 21 punti. In queste ultime 8 partite solo 2 sconfitte contro l'Ital Service Pesaro e la Sandro Abate Avellino, ovvero seconda e terza del campionato. Una vittoria clamorosa contro il Padova qualche settimana fa, un pareggio contro il CMB Signor Prestito, quindi un ruolino di marcia impressionante sicuramente per una squadra che lottava fino a qualche settimana fa per evitare le ultime 2 posizioni. Continua tra l'altro a confermarsi, perché i primi 10 minuti del primo tempo sono terminati sullo 0-0 e allora c'è time out. Terminato il time out, suona la sirena, si torna in campo, c'era una battuta in attacco per Lido di Ostia. Il time out era stato chiamato infatti da Ciccio Angelini per sfruttare al massimo questo angolo in attacco. Motta col numero 11 è il più arretrato di tutti, ha un gran calcio col sinistro, infatti è questa la soluzione scelta dalla squadra laziale. Motta che ricordiamo per la cabala favorevole il Lido di Ostia. Ovviamente i tifosi dell'Acqua e Sapone faranno tutti gli scongiuri. Con la maglia dell'Arzignano segnò una tripletta qualche anno fa contro l'Acqua e Sapone Unigros, allora allenata da Tino Perez. Qui Misa, il sinistro sporcato, ancora un angolo. Anche il numero 20 dell'Acqua e Sapone Unigros, ex della Colormax, è uno di quelli che con quel mancino potrebbe determinare questa partita. Ancora lui, controllo, poi calcio, toccata la palla da Federico Barra. Ora è entrato in campo anche il fratello Francesco Barra con la maglia numero 5. Calderolli al volo, la palla è dentro! Acqua e Sapone Unigros in vantaggio. 10 minuti e 49 secondi. Il gol è di Coco Wellington probabilmente. Lo assegniamo momentaneamente a Coco perché probabilmente l'ultimo tocco è stato quello del numero 10, ma promettiamo di rivederlo all'intervallo per avere maggiore certezza. Comunque quello che è sicuro è che l'Acqua e Sapone Unigros è passata in vantaggio
dopo 10 minuti e 49 secondi. 1-0 contro il Lido di Ostia, gran tiro al volo col destro di Calderolli. Di Ponto non trattiene, c'è Coco sulla linea che la spinge dentro. Si sblocca la partita del Palarigopiano. Attenti qui alla partenza di Barra fuori dall'area di rigore, ricordi, rischia qualcosa sul Francesco Barra, prima era andato a terra Federico, poi c'è una spinta forse sospetta di Misael su Pazzetti. Protestano i giocatori del Lido di Ostia. Non c'è fallo secondo gli arbitri, oppure sì, perché è stato calcolato, sommato il secondo fallo, quindi no, ma è del Lido di Ostia, non dell'Acqua e Sapone, quindi non è stato segnalato nessun fallo in questa occasione. Si riparte 1-0 per l'Acqua e Sapone Unigros, 8 minuti all'intervallo, gran giocata di Coco qui con l'esterno. Qui sbaglia tutto Misael, consegna il pallone a Motta che si libera molto bene, segna un gol meraviglioso. Regalone dell'Acqua e Sapone al Lido di Ostia. Pareggio della squadra ospite. Erroraccio di Misael, grave errore di Misael. E Motta può segnare il gol del pareggio. 11:59, si ricomincia da capo. Ovviamente noi avevamo già detto che Motta ha un conto in sospeso con l'Acqua e Sapone Unigros, lo ha confermato, ma in realtà il gol è al 50% segnato da Misael, perché è un assist a metà campo da ultimo uomo, insomma un passaggio molto grave del numero 20. Motta non è giocatore che va invitato a nozze in quel modo, poi una volta raccolto il pallone si è accentrato, ha saltato lo stesso Misael e ha scaraventato il suo mancino alle spalle di Ricordi, che non poteva fare nulla. Quindi dura poco il vantaggio dell'Acqua e Sapone Unigros. Qui Calderolli, Rafinha, il destro potente di Rafinha, chiede una deviazione che c'è stata, è angolo per l'Acqua e Sapone Unigros. 7 minuti e 26 all'intervallo, 1-1. Ancora Rafinha al volo, Di Ponto si salva, poi arriva sulla linea. La buona lettura di De Bella su questo tiro di Rafinha, è proprio lui, il numero 8, a tirare fuori il pallone del nuovo vantaggio dell'Acqua e Sapone Unigros dalla porta. Grande occasione per l'Acqua e Sapone, ci riprova ancora Rafinha, di potenza, muro di maglie gialle davanti alla porta, si difende con le unghie e con i denti il Lido di Ostia. Qui Calderolli non riesce a sfondare, Di Ponto guarda subito i suoi, voleva lanciare lungo, qui lo fa De Bella, lo fa molto male. 7 minuti e 5 secondi all'intervallo, girandola di cambi dentro Murilo Ferreira, si batte qualche metro più indietro. Rafinha, Coco Wellington, Murilo, il fraseggio lungo dell'Acqua e Sapone Unigros con Ghi, poi Coco cercava proprio l'imbucata di Ghi, Esposito ha capito tutto, provato a far ripartire i suoi ma non ha trovato nessun compagno. 6 minuti e 40 alla fine del primo tempo, 1-1 a Palarigopiano. Ricomincia l'Acqua e Sapone Unigros. Il tema della partita lo avrete ovviamente già intuito dai vostri schermi, è quello che vede il Todis Lido di Ostia basso, in attesa di rubare palla su qualche errore dell'Acqua e Sapone Unigros e andare a pizzicare la porta di Ricordi, ed è quello che è successo proprio sul gol di Motta, mentre l'Acqua e Sapone ha fallito un calcio di rigore, segnato il gol e poi
ha sfiorato di nuovo il gol sul tiro di Rafinha, salvato sulla linea da De Bella. Qui il sinistro di Murillo, toccato dalla schiena di Motta, chiedeva l'angolo, l'Acqua e Sapone non viene assegnato. C'è qualche protesta dell'Acqua e Sapone, ma si riparte con il lungo rinvio di Di Ponto. Rafinha contro Cutrupi probabilmente, sì, il numero 10. Si porta il pallone fuori Cutrupi, quindi la rimessa è dei nerazzurri del presidente Barbarossa, che ripartono 6 minuti all'intervallo di Rafinha. Cercano di aggirare la difesa stretta del Lido di Ostia, i giocatori dell'Acqua e Sapone Unigros. Vedete, bassa quasi in 10 metri la squadra di Angelini, che ha poche rotazioni e punta ovviamente a raccogliere il massimo da questa partita, anche un pari, perché sarebbe oro per il Lido di Ostia. L'Acqua e Sapone Unigros invece cerca la 16ª vittoria della stagione. Qui Ghi si gira bene nonostante la poca coordinazione. Di Ponto è attento. Vedete che Esposito non ha nessun compagno davanti, allora con un po' di esperienza si prende una rimessa laterale e allenta la pressione dell'Acqua e Sapone Unigros nella metà campo del Lido. Uscito Rafinha, è tornato Fusari, una gran giocata, uno sprint eccezionale di Fusari in occasione del calcio di rigore guadagnato dall'Acqua e Sapone Unigros, poi non concretizzato da Murillo. Qui proprio Murillo contro Barra, poi Ghi, entra malissimo De Bella su Ghi. Un brutto fallo subito dal numero 11 dell'Acqua e Sapone Unigros, la gamba a mezza altezza di De Bella. Murillo che ha qualcosa da ridire al secondo arbitro saggese di Rovereto. Non c'è stato cartellino, semplice fallo. Questa brutta botta subita dal Toro Ghi. 5 minuti e 17 all'intervallo, 1-1 al Pala Rigopiano. Gol di Coco Wellington e di Motta. Si rialza Ghi sulle sue gambe, insomma, solo una botta facendo al dottore Nicola Iannacone e al fisioterapista Maurizio Damario. Non sembra avere nessun problema, pronto a rientrare forse Ghi già addirittura. Nel frattempo sostituito da Misael per prendere fiato qualche istante. Il pivot nerazzurro, 19 gol finora segnati in queste prime 19 partite. Ecco la punizione, una lunga rincorsa, Misael per Dudu col destro e Di Ponto con le mani la mette in angolo. Ancora un angolo, intanto è richiamato il capitano del Lido di Ostia, Federico Barra, da saggese di Rovereto. Richiamato anche Angelini dal collega Borgo di Schio sotto la nostra telecamera per eccessive proteste probabilmente. L'angolo di Coco, cercava Fusari sul primo palo, chiuso Murillo al volo col sinistro, tocca col tacco Misael, niente da fare. Allora Misael torna in panchina, rientra Ghi. Questa è una notizia molto bella per i tifosi dell'Acqua e Sapone Unigros, perché il numero 11 è diventato ormai un idolo del pubblico quando al palazzetto c'era il pubblico. Qui la palla rubata da Barra, Esposito lo va a contrastare Coco, guadagna un angolo l'Ostia. Cutrupi da ultimo con calma, gioca proprio con Esposito,
all'indietro, poi con De Bella che si appoggia al portiere Di Ponto, dovrà rinviare lui con i piedi, lunghissimo, la palla passata al collega Ricordi. 4 minuti e 30 all'intervallo, qui Misael, scusate, Ghi. Pallone perso da Ghi, torna in campo anche Fetic, palla lunga per Barra, un altro duello con Murillo, va a saltare Barra, passa la palla all'indietro per De Bella, poi si scontrano Ghi e De Bella, dato a farsi un po' giustizia da solo Ghi, testa contro testa, ammonito Ghi dopo 15 minuti e 46 secondi. E 46, qui perde un po' il controllo dei nervi Guilherme Gaio, Ghi. Si ricomincia a giocare, la palla lunga per Barra sul fondo, rimessa laterale in realtà, vicino alla battuta dell'angolo, ma c'è un time out chiamato da Scarpitti, ha qualcosa da ridire ai suoi sicuramente. Dopo l'errore di Misael, l'Acqua e Sapone ha sicuramente peggiorato la performance di questa partita, fino a quel momento era in pieno controllo del match, un rigore sbagliato e in vantaggio, ora Lido di Ostia ha pareggiato e l'Acqua e Sapone, da come avete visto in occasione dell'ammonizione di Ghi, sta perdendo un po' la tranquillità. Allora Scarpitti richiama tutti in panchina. Suonata la sirena, si torna in campo, finito anche il secondo time out del primo tempo, quello chiamato dall'Acqua e Sapone Unigross, da Fausto Scarpitti. Ci sono 4 minuti e 7 secondi da giocare prima dell'intervallo, 1-1 al vantaggio di Coco, diciamo in società tra Calderogli e Coco. Ha risposto Lido di Ostia con Motta, un rigore sbagliato al 7° minuto da Murillo. Acqua e Sapone che cerca il nuovo vantaggio prima dell'intervallo. Misael Murillo deve abbassarsi per trovare gli spazi. L'Acqua e Sapone Unigross, ancora Fusari, lo sprint di nuovo contro Barra, c'è il raddoppio, poi Di Ponto di nuovo lungo con le mani, il disturbo di Cutrupi sul portiere nerazzurro, ma la palla è ancora per la squadra di Scarpitti. Fusari, Murillo, sale anche Fetic. Si ricomincia di nuovo da Misael. Murillo, il sinistro di Murillo sul secondo palo e poi Fetic calcia al volo sull'esterno della rete. L'intuizione di Fetic, il sinistro tenuto basso, molto bravo il nazionale sloveno. Qui di nuovo contrasto dubbio tra Pazzetti e Fusari. Rimessa laterale, 2 minuti e 50 alla fine del primo tempo. Vedete come sono stretti i giocatori della Lido di Ostia sul campo, nella loro metà campo in realtà. Pochi spazi per passare. Qui Fusari che arriva bene in corsa.
trova anche Esposito a toccargli il pallone, chiede l'angolo che non gli viene concesso, poi Ricordi contro Barra in due tempi. Fusari sta giocando con grandissima generosità come sempre, dice all'arbitro Borgo di Schio come fa a non essere angolo. Entra con il numero 9 Reggini, classe 2003. Ciccio Angelini dimostra di avere grande coraggio e di sfruttare tutti i 9 giocatori di movimento portati oggi a Pescara, che dei 12 abbiamo detto 3 sono portieri, 9 giocatori di movimento. Con Reggini praticamente hanno giocato tutti in questo primo tempo, anche i giovanissimi Reggini e Pazzetti addirittura nel quintetto iniziale. Fusari, Fetic, proprio Fetic che prova a scaricare il sinistro, non trova lo specchio della porta. 1 minuto e 37 secondi, 1-1 al Palarigopiano. Come vedete il calcio a 5 a questi livelli dimostra che non esistono partite semplici, partite a senso unico. Ancora Fusari contro tutti questa volta, però poi arriva Misael, commette il terzo fallo contro Pazzetti. 1 minuto e 23. Ciccio Angelini che si coccola, Reggini lo incoraggia. Il più giovane oggi qui sul Palarigopiano, sul terreno del Palarigopiano, non è però lui, addirittura è Colasanti, il terzo portiere di Lido di Ostia, che è del 2004. Sicuramente il più giovane dei giocatori di movimento ad essere entrati in questa partita. Pensate che ha 19 anni in meno del suo compagno di squadra De Bella, potrebbe essere il figlio. Intanto chiede il cambio stremato il capitano del Lido di Ostia, Federico Barra, torna in campo al suo posto Cutrupi. E questa sarà probabilmente una delle chiavi del secondo tempo, cioè la resistenza anche fisica a una partita di questo livello per i ragazzi di Angelini. Finora però mancano 20 secondi alla sirena della fine del primo tempo. Finora hanno dimostrato di poterci stare tutti indistintamente. Ora Misael prova a girarsi da posizione impossibile, forse riesce a guadagnare un angolo. Sì, infatti lo batterà Dudu con la maglia numero 30. Mancano 18 secondi all'intervallo, è l'ultima chance dell'Acqua e Sapone prima di andare al riposo. Palla all'indietro per Fetic che ci prova con il piatto ma non benissimo. Poi Misael commette un altro pasticcio perché allarga una mano, si prende il giallo e commette il quarto fallo. Davvero una serata da dimenticare finora per Misael Gonçalves. Speriamo che possa migliorare la sua serata e la sua prestazione nel secondo tempo, perché finora davvero è un incubo questa partita per l'ex giocatore della Color Max. 19:47, ammonito Misa, il quarto fallo a Quessapone. Poi Fetic a 3 secondi dalla fine scarica un sinistro dalla lunghissima distanza. Lo stesso fa Reggini. Fine primo tempo, 1-1 al Palarigopiano tra Acqua e Sapone e Todis Lido di Ostia. Noi ci vediamo nella ripresa.
Bentornati al Pala Rigopiano di Pescara, appena iniziato il secondo tempo di Acqua e Sapone Unigross Todis Lido di Ostia. Si riparte dall'1-1 dei primi 20 minuti effettivi qui a Pescara, il gol di Coco Wellington, il pareggio di Motta. Un primo tempo iniziato molto bene dall'Acqua e Sapone Unigross, un rigore sbagliato con Capitan Murillo, poi il vantaggio, una svista difensiva di Misel che regala il pallone a Motta, il pareggio del Lido di Ostia, e da lì si è un po' spenta la luce nell'Acqua e Sapone Unigross. E qui la ripartenza del Lido di Ostia con Barra per Cutrupi, Calderolli e Murillo in società, anticipano addirittura anche Ricordi. Poi Pazetti, vi ricordo il numero 6 è un 2002, prima vi dicevo del numero 8, ora non è in campo, Simone De Bella, classe 74, qui c'è un fallo su Coco da parte di Esposito. Simone De Bella 74 del Lido di Ostia, che gioca col compagno di squadra, è entrato nel finale di primo tempo, Reggini, 2003, quasi 30 anni, 29 anni di differenza, prima ho detto 19 nella transagonistica della telecronaca, quasi 29 anni di differenza, quasi 30 tra i due. Attenti alla lunga rincorsa su questa punizione dopo 38 secondi, Calderolli col destro, va a calciare in porta e poi Coco col sinistro sulla ribattuta di Di Ponto, non trova la porta. Ricomincia il Lido col capitano Federico Barra, numero 21, giocatore che ha avuto un minutaggio altissimo nel primo tempo. Squadra di Ciccio Angelini che gioca con 9 uomini, alcuni dei quali giovanissimi, come vi abbiamo detto nella prima parte di gara. L'Acqua e Sapone Unigross senza Luca Ian e Trentin oggi, quindi due giocatori offensivi che mancano nello scacchiere di Scarpitti. Il Coco, la palla gli rimbalza addosso, la rimessa è dell'Ostia, la batte Capitan Barra, anzi no, la lascia a Pazetti, dietro per Di Ponto, la finta su Ghidi, Di Ponto ancora per Barra, aspetta l'inserimento di Esposito, poi l'Acqua e Sapone recupera il pallone, Ghi contro Cutrupi, va giù, Murillo trattenuto probabilmente da Esposito, l'arbitro Borgo di Schio lascia correre, i due che giocano anche insieme in nazionale si guardano e sorridono. Ora bisogna asciugare il parquet qui al Pala Rigopiano, è passato 1 minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo, c'è un fallo a carico del Lido di Ostia fino ad ora. Si torna a giocare, Esposito batte lungo per Barra, il controllo del pallone marcato da Murillo che glielo butta fuori. Intanto sono iniziate anche altre partite di questa 21esima giornata che si giocano oggi in anticipo di venerdì. Una è Meta Catania Petrarca Padova, siciliani in vantaggio, l'altra è una gran partita CMB Matera Ital Service Pesaro, in vantaggio la squadra di Fulvio Colini 1-0. Qui Cutrupi fa un gran lavoro, poi Barra riesce a liberarsi di Coco, Murillo pulisce il campo buttando il pallone fuori, riparte Pazetti fraseggiando con Esposito, Calderolli va a prendersi il pallone, gli viene fischiato addirittura un fallo contro, si chiarisce con Borgo di Schio che gli dice di allontanarsi. Batte lungo Esposito ancora per Barra che oggi sostituisce Poletto con un minutaggio incredibile, ma anche con una prestazione di grande cuore, di grande volontà
Minutaggio altissimo significa ovviamente rischiare di perdere magari la lucidità con il pallone, invece continua a dare battaglia il numero 21 di Lido di Ostia. L'Acqua e Sapone Unicross che oggi non riesce, dopo il pareggio di Motta, ad accelerare, a chiudere la squadra di Angelini nella propria metà campo, a mandarla un po' in apnea, e allora il Lido di Ostia riesce a gestire le forze in questo modo. Poi Esposito, controllo un po' goffo ma efficace, pallone ributtato nella metà campo della squadra di casa, che adesso vedete comincia a premere. Ghi prova a fare tutto da solo, va a mettere il pallone in mezzo per Calderolli, Di Ponto recupera, Esposito contro Murillo, anticipo di Murillo, rimessa in attacco per il Lido di Ostia, proprio con il numero 3 Esposito, uno dei volti nuovi della nazionale italiana. Murillo recupera il pallone su Barra, arriva in scivolata Pazetti, che gioca con la voglia e la rabbia di un veterano, ragazzo del 2002. Poi eccolo in campo Simone De Bella, classe 1974, uno dei vecchietti, tra virgolette, di questa Serie A. Primo tempo non ha neanche sfigurato, arrivato a dicembre dalla Serie C1 romana. Coco si gira, ricomincia da Calderolli, profondo per Misael, Misael sbaglia il passaggio di ritorno, ancora Misael, calibra il sinistro basso a giro, Di Ponto ci mette un piede ed è angolo per l'Acqua e Sapone Unicross dopo 3 minuti e 44 secondi. Ancora un controllo sbagliato di Misael che favorisce la ripartenza di Esposito, recupera l'Acqua e Sapone Unicross. Cutrupi si gira molto bene, c'è Ricordi ben piazzato, va a terra e fa ripartire Calderolli. Poi Murilo Ferreira ancora su Misael. Possesso dell'Acqua e Sapone Unicross, lo scavino di Coco tra le braccia di Ponto che va lungo su Di Bella. Calderolli recupera il pallone, Ricordi fa ripartire i suoi, Murillo con calma. Vedete quanto sono basse le maglie gialle del Lido di Ostia, all'altezza del dischetto del tiro libero. Praticamente giocano raccolti in 10 metri i giocatori di Angelini. Questo sarà ovviamente un tema, era già il tema del primo tempo, sarà ancora di più il tema del secondo, dei 15 minuti che restano, che proverà a stare così bassa e a ripartire la squadra romana. Qui Fetic disturbato da Francesco Barra col numero 5 appena entrato. Anche Fetic nel primo tempo non ha particolarmente brillato, ha provato qualche conclusione, anche alcune interessanti, ma un giocatore di livello internazionale come lui in queste partite deve essere decisivo, deve risolvere per lasciare il segno in un campionato che, come vedete, non fa sconti neanche contro le squadre che lottano per la salvezza. 14 minuti e 40 alla fine, Ricordi alto, vola sulla testa di Cutrupi, chiede all'arbitro di guardare, l'arbitro che saggese alza la voce contro Ricordi, non era stata una protesta così veemente. Atteggiamento non eccezionale dei due direttori di gara, al di là delle scelte finora tutte corrette, ma come approccio alla partita e al rapporto con i giocatori c'è qualcosa da rivedere sicuramente per Borgo di Schio e Saggese di Rovereto. Una partita che è molto tirata, l'Acqua e Sapone è nervosa, ma è una partita anche corretta. Ancora Fetic, il sinistro da ultimo, murato da Barra, Ricordi non sa a chi darla, allora la butta sul fondo, dall'altra parte del campo. 14 minuti alla fine, non riesce a sbloccarla ancora la squadra di Scarpitti in questo secondo tempo. Controllo difficoltoso di Francesco Barra,
vedete, richiamato dall'arbitro. Abbiamo capito bene per quale motivo. Riparte l'acqua e sapone. Dudu appena rientrato da un fastidio ad una caviglia. Misael. Fusari mette una bella palla in mezzo, nessuno che attacca il centro dell'area tra i giocatori nerazzurri. Ancora un bello spunto di Cristiano Fusari. Dudu non riesce a mantenere la palla in campo secondo l'arbitro saggese, quindi è rimessa laterale per Lido di Ostia. 13 minuti e 35 alla fine della partita, non si sblocca il punteggio. Quindi bella palla in fallo laterale, pronto ad entrare in campo nuovamente il Toro Ghi. E Misael, sinistro che va addosso a Motta, sacrificato Motta adesso in una partita totalmente difensiva, però nell'unico spunto buono della gara finora ha deciso. Poi Misa invece col sinistro, palla alta, doveva fare un cambio Scarpitti, ma il rischio di un rinvio lungo di Ponto ha fatto cambiare i programmi. Cambio che si concretizza adesso, fuori Misael, dentro Ghi. Dato a terra Motta, si tocca la caviglia sinistra, il numero 11 italo-brasiliano del Lido, ex giocatore del Maritime Augusta e dell'Arzignano. Di nuovo a segno contro l'Acqua e Sapone Unigross nella sua carriera, questa sera qui al Pala Rigopiano. Spray per Motta, ovviamente Angelini non vuole perdere il suo miglior talento probabilmente di questa partita, ma va a riposare un po' Motta. Torna in campo Pazzetti con il numero 6. Angelini sfrutta questa pausa come se fosse un time out, poi fuori Barra e dentro invece di nuovo Motta. Nessun problema per il numero 11, classe 1999. Dudu, Fusari, sinistro di Fetic, toccato dalle maglie gialle del Lido, quindi è angolo per l'Acqua e Sapone Unigross. Va a batterlo Edoardo Alano Farias. Dudu, Ghi cerca prima la battuta al volo, poi controlla il pallone Fusari all'indietro per Fetic, calcia col destro questa volta Fetic, non è il suo piede e si vede. Un'altra discreta chance per l'Acqua e Sapone Unigross. Fusari non è riuscito a girarsi in un fazzoletto appoggiato a Fetic, però il passaggio era sul destro. Tiro senza grandi velleità. Ancora Fetic per Ghi. Serve sicuramente una giocata del pivot dell'Acqua e Sapone Unigross per riaprire questa partita. Eccola qui, eccola qui. Mamma mia Ghi, 7 minuti e 54. Gol meraviglioso del Toro, il 20° gol di questo campionato. Acqua e Sapone Unigross 2, Lido di Ostia 1. Il gran gol di Ghi. Dopo 8 minuti. Fusari, Dudu, colpita subito al cuore Lido di Ostia, 3-1. 2 gol in pochi secondi.
2 gol in 6-7 secondi per l'Acqua e Sapone Unicross. Tante proteste dalla panchina del Lido di Ostia. C'è un cartellino giallo per Esposito. 8 minuti e 6 secondi. Momento di grande tensione. Gol di Dudu. Cambia e non poco la situazione al Palarigopiano. In una manciata di secondi l'Acqua e Sapone Unicross si porta sul 3-1 con i gol di Ghi e di Dudu. Grande nervosismo per il Lido di Ostia, ammonito dalla panchina Esposito con il numero 3. Ora ovviamente la montagna da scalare è enorme per la squadra di Angelini, ma manca ancora molto e quindi aspettiamoci di vedere in campo tutta la voglia, tutto l'orgoglio e anche le qualità che potrebbe mettere la squadra di Angelini in questi 12 minuti scarsi ancora da giocare. Si riparte. Acqua e Sapone Unicross 3, Lido di Ostia 1. 1-2 terrificante, ma il merito enorme dobbiamo darlo a Ghi, che segna un gol impossibile da 15 metri quasi col destro, fulmina di Ponto, sblocca la partita, spezza l'incantesimo negativo dell'Acqua e Sapone Unicross, manda in tilt per un attimo l'ottimo sistema difensivo del Lido di Ostia ed ecco che arriva addirittura dopo altri 7-8 secondi il 3-1 di Dudu, mentre la squadra di Angelini era un po' ferma, probabilmente aspettava un fischio dell'arbitro. Un'ingenuità pagata a carissimo prezzo. Ora è l'Acqua e Sapone che si riabbassa velocemente nella sua metà campo. Pazzetti cerca un filtrante, non c'è spazio, allora prova Motta che è un buon 1 contro 1, il sinistro di Motta, ricordi, fa buona guardia. Riparte l'Acqua e Sapone Unicross con Coco Wellington, poi Ghi, Fusari. La squadra di Scarpitti dovrà tornare in campo tra pochi giorni, martedì 23 febbraio alle ore 20, ricordiamo sempre in diretta su Rete 8 Sport, oltre che su PMG Sport Futsal, per recuperare la gara di andata contro il Real San Giuseppe. Partita molto interessante con la squadra campana affrontata sabato scorso per la gara di ritorno. Ancora qui Fusari al volo, quindi c'è subito la seconda sfida ravvicinata, squadra allenata dal nuovo tecnico, lo spagnolo Julio Fernandez. Con un roster di nomi a tratti stellari per certi versi, che però è finita incredibilmente a causa infortuni e altre problematiche in piena bagarre per la lotta a retrocessione. Sicuramente questa sera starà esultando vedendo che il Lido di Ostia rischia di fermarsi qui al Palarigopiano, è una delle squadre su cui fare la corsa nelle prossime settimane. Il Real San Giuseppe che ha 3 gare ancora da recuperare, una questa con l'Acqua e Sapone di martedì 23 febbraio. Calderogli indietro per Coco, sinistro di Coco per Murillo sul secondo palo, lasciato solo da Pazzetti. 4-1, sta finendo adesso la resistenza del Lido di Ostia. 10 minuti e 13, Murillo.
Si riscatta Capitan Murilo Ferreira. Si riscatta il capitano dell'Acqua e Sapone Unigros dopo il rigore sbagliato nel primo tempo, un episodio, un errore che lo aveva un po' oscurato dal resto del primo tempo, ha creato forse un po' di frustrazione nel capitano. Ancora Coco, una gran palla sul secondo palo. Coco Wellington sempre geniale nel cercare il compagno meglio piazzato in mezzo al campo, con un mancino chirurgico. Calderolli si salva di Ponto, riparte il Lido, Cutrupi si porta fuori il pallone, rimessa in attacco per l'Acqua e Sapone Unigros. 9 minuti e 08 alla fine della partita quasi in ghiaccio per quello che riguarda l'Acqua e Sapone Unigros nel punteggio. Lido di Ostia che proverà ovviamente a riaprirla al più presto, magari giocando anche col portiere, vedremo tra qualche minuto. Ma l'Acqua e Sapone adesso la vuole chiudere, continua a premere e non a gestire il vantaggio. Sarebbe il modo migliore anche per risparmiare energie nei minuti finali, proprio in vista del recupero di martedì prossimo, molto impegnativo contro il Real San Giuseppe. Calderolli, Murilo, la suolata all'indietro di Murilo, controllo del pallone di Calderolli, poi Rafinha. Rafinha carica il destro, ribattuto, prova ad andare tutto solo Cutrupi contro Murilo e Rafinha, si salvano, poi fa un'entrata criminale, lo possiamo dire, Barra Francesco, un'entrata davvero pericolosa, c'è solo giallo per Barra, non siamo d'accordo questa volta e lo diciamo apertamente con Borgo di Schio, questo è un intervento da cartellino rosso, intervento molto grave, errore imperdonabile dell'arbitro Borgo di Schio, lo diciamo adesso senza girarci intorno, con anche i vertici che stanno guardando probabilmente questa partita. Errore da penna rossa, doppia sottolineatura per Borgo di Schio che legge malissimo una situazione grave di gioco, perché Barra poteva fare molto male a Rafinha. Ovviamente la forza fisica tra i due è molto diversa, quindi Rafinha è già tornato in campo, ciò non toglie che l'intervento di Barra poteva essere grave, se l'è cavata solo con un giallo il giocatore del Lido di Ostia. Situazione falli 2-0 per il Lido di Ostia, ovviamente la partita resta nei limiti di una estrema correttezza, non ci sono, a parte la scintilla nel primo tempo tra De Bella e Ghi, logiche normali di una partita ovviamente di questo calibro, non ci sono stati episodi da discutere. Nonostante ciò la linea arbitrale, avevamo già detto nel primo tempo, a livello di approccio alla partita non è delle migliori, sono più tesi gli arbitri che i giocatori, questo ve lo diciamo perché la percezione qui dagli spalti è lampante. Calderolli, gran girata e 5-1.
Time out chiamato da Angelini, che ha preparato già la manovra, l'ultima possibile per il Lido di Ostia per i 7 minuti finali, ovvero Pazzetti, maglia bianca numero 6, portiere di movimento, prova a rientrare nel match il Lido di Ostia e anche ovviamente a occupare il campo, a tenere il pallone per evitare un'ulteriore imbarcata se possibile, se può essere anche utile questo per una squadra che lotta per la salvezza. Anche la differenza reti può essere un aspetto da tenere in considerazione. Il portiere di movimento consente comunque di far trascorrere i minuti e avere il più possibile il possesso del pallone in un'ottica conservativa, in ottica offensiva, da un uomo in più nella metà campo avversaria per trovare spiragli per andare a segnare un gol. Sul 5-1 il Lido di Ostia deve cercare di fare entrambe le cose, non prendere una grande goleada e anche accorciare se possibile e dare tutto nel finale. 6 minuti e 50 alla fine. Acqua e Sapone Unigross 5, Todis Lido di Ostia 1. 5 contro 4, Lido di Ostia con un uomo in più e la porta ovviamente vuota. Pazzetti, maglia numero 6, Esposito, imbucata per Cutrupi, all'indietro per Motta, si difende l'Acqua e Sapone Unigross, Murillo che ruba palla e segna il gol del 6-1 proprio su Pazzetti. La partita, possiamo dirlo, sta praticamente finendo qui, perché Lido di Ostia parte subito molto male col portiere di movimento. 13-41, 6-1 per l'Acqua e Sapone Unigross. Riparte la manovra del Lido di Ostia, insiste Angelini, dà fiducia a Pazzetti. Ovviamente adesso questi 5 minuti e 50 da giocare diventano anche quasi un po' un allenamento per provare a rodare questa manovra del portiere di movimento per le partite che saranno più importanti per la salvezza del Lido di Ostia. Sarà difficile rientrare in questa gara, almeno per quello che l'esperienza ci dice e quello che vediamo adesso sul campo. Recupera il pallone l'Acqua e Sapone Unigross e allora il Lido cambia, torna tra i pali di Ponto, fuori Pazzetti, che continua però a seguire la partita in piedi vicino al mister Angelini, senza svestire la maglia del portiere di movimento. Ecco che guadagna un possesso in attacco Lido di Ostia con Federico Barra e torna in campo Pazzetti con il numero 6 proprio sotto la nostra telecamera. Esposito da ultimo uomo, imposta il gioco con Motta, scambiano i due, poi Cutrupi, (4 minuti e 45 alla fine del match). Acqua e Sapone Unigross 6, Lido di Ostia 1. Si avvicina la 16ª vittoria per la squadra di Fausto Scarpitti. Sedicesima vittoria in 20 partite giocate, 2 pareggi e 2 sconfitte, entrambe casalinghe tra l'altro, curiosità, ancora imbattuta in trasferta. La squadra nerazzurra, qui il diagonale proprio di Pazzetti, c'è una deviazione, Cutrupi batterà l'angolo. Intanto sugli altri campi dove si gioca questa sera, il Meta Catania in vantaggio 2-0 sul Padova
momento di crisi del Padova da qualche settimana. Invece è il Pesaro che fa la voce grossa sul campo del CMB Matera, CMB che da quando ha perso per infortunio Wilde ha avuto un vistoso calo di risultati. Ovviamente parliamo di un giocatore straordinario visto proprio qui solo qualche settimana fa nel 6-6 spettacolare tra la squadra di Scarpitti e il Matera. Si giocheranno domani Aniene Genova, Sandro Abate Avellino Color Max Pescara e Mantova Feldi Eboli. E poi arriva anche il settimo gol, Murillo Calderolli, 16:51, 7-1. Segno Fabrizio Calderolli. Ora ultimi 3 minuti accademici, diciamo così, per questa partita, ma il Lido di Ostia comunque ci prova. Ora con il portiere di movimento. Esposito, Pazzetti, Murillo spazza via il pallone. 2 minuti e 49. Acqua e sapone Unigross che ha azzannato la preda, possiamo dire così, al primo episodio utile. Il gol del 2-1 di Ghi ha sbloccato la squadra di Scarpitti, ha spaventato quella di Angelini ovviamente. Qui ricordi una bellissima parata su Esposito del numero 12 nerazzurro, da un po' di minuti non era più sollecitato, risponde così, continua ad attaccare Lido di Ostia e Angelini sta per regalare qualche minuto di vera gloria al più giovane di questa partita. L'avevamo nominato nel primo tempo, il portiere Colasanti con la maglia numero 12, è un 2004 e lui sì che ha 30 anni in meno del compagno di squadra De Bella. Avrà qualche secondo di soddisfazione in Serie A questo giovanissimo portiere. Eccolo qui in campo Colasanti, numero 12, però c'è Ghi che segna nella porta vuota, fanno male il cambio. Pazzetti esce tardi. Non diamo il gol subito a Colasanti perché sarebbe una punizione troppo pesante per questo ragazzo. L'acqua e sapone Unigross che continua a macinare gol fino all'ultimo. Ed entra anche un giovane per la squadra di Scarpitti, Francesco Patricelli, classe 2002. Quindi 2 giovanissimi in campo in questo finale, il portiere del Lido di Ostia Colasanti, classe 2004, e Francesco Patricelli dell'Acqua e Sapone Unigross, classe 2002. Attenti qui a Cutrupi che ci crede fino alla fine. Guadagna un angolo, sta per scattare l'ultimo minuto di gioco. Qui Francesco Barra può calciare indisturbato, non trova la porta. Fetic, Fusari, ancora Fetic, Dudu. Fetic pressato da Barra con le ultime energie. Chiude bene, almeno dal punto di vista dell'approccio. Lido di Ostia ha subito l'8º gol in maniera molto rocambolesca, un cambio fatto male quando il possesso palla era per l'Acqua e Sapone Unigross. Favorito Ghi che ha segnato a porta vuota.
Sta per fare il debutto in questo campionato anche Carlo Zappacosta, numero 34, un altro giovane di proprietà dell'Acqua e Sapone Unigross pescarese. Carlo Zappacosta col numero 34 in campo insieme a Patricelli, è il suo debutto stagionale, ma Zappacosta aveva già giocato in Serie A nel 2018-2019, segna anche un gol appena entrato, 9-1, gol di Zappacosta, 19-24. Complimenti a Zappacosta, è entrato benissimo in partita, non c'è che dire. ...25 secondi alla fine, fallo di Patricelli. Anche Danilo Marrazzo, 2001, ultimi 30 secondi in campo. Il gol del Lido di Ostia a 19:56 con Barra. Finisce qui la partita praticamente al Palarigopiano, 3-2-1, sirena finale. Acqua e Sapone Unigross 9, Lido di Ostia 2. Appuntamento a martedì 23 per Acqua e Sapone Unigross Real San Giuseppe, recupero della quarta di andata. Buona serata a tutti da Orlando D'Angelo e buon futsal.